buongiorno a tutti. Il Commissariato Generale, così come lo vediamo oggi, nasce nel 1919. È un qualcosa di nuovo, non siamo attrezzati per poter affrontare il problema dei caduti. Nel 1919 nasce e la cosa più importante è che questo decreto legge dice che questa commissione viene costituita per dare adeguata sistemazione ai cimiteri di guerra, sepolture e quant'altro, ma è importante compito di tale commissione era quello di formulare pareri su progetti di legge, progetti di decreti e norme generali concernenti le sepolture dei caduti, nonché esprimere concordanza in merito ai progetti di convenzioni da stipulare con i governi esteri. Cioè il commissariato fa tutto, ma non va a tumulare i caduti, perché dice la norma, i caduti ci devono pensare i congiunti che se richiedono i corpi, i resti mortali li portiamo a domicilio o i comuni. E qui è importante, i comuni non sono in grado di tumulare i caduti, perché parliamo di oltre 600.000 morti alla fine. E comunque per capacità, per convenienza politica, i comuni spingono più verso la realizzazione di monumenti, di piazze, di parchi di rimembranze, ma lasciano da parte. Prova a fare qualche cosa il comune di Gorizia, ma di fatto vanno a inserire i caduti all'interno dei cimiteri civili, dei cimiteri comunali, e comunque si muovono i comuni più grandi, quindi luoghi lontani dai campi di battaglia. La missione è sempre stata quella, l'ha detto ieri il signor Generale, tutelare e onorare la memoria dei caduti in guerra, che vuol dire tutto e niente. Ma torniamo e quindi è la sistemazione, la manutenzione e la custodia dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero, la conservazione delle zone monumentali e il censimento e la raccolta e la sistemazione provvisoria e definitiva delle salme dei caduti in guerra. Naturalmente all'epoca il Commissariato Generale continuava l'attività di ricerca e di identificazione dei caduti. Onor Caduti di fatto nasce durante la guerra. Il 24 maggio comincia il conflitto, all'inizio dell'autunno dello stesso anno abbiamo già 4.000 morti, che sembrano dei numeri altissimi, siamo impreparati. I primi caduti vengono tumulati dove c'è la possibilità nei cimiteri civili, nei paesi vicini, o si cominciano a organizzare dei cimiteri di guerra, che ci trascineremo poi per moltissimi anni, fino a che negli anni 30 verranno realizzati i primi veri e propri sacrari. E poi ci sono delle tombe sparse, laddove c'è un fatto d'arma particolare viene tumulato il caduto. Chi è che si preoccupa dei caduti? I commilitoni. In tal senso il Comando Supremo emana delle direttive dando indicazioni su come ci si deve comportare sui caduti. La cosa più importante è identificarli, redigere il certificato di morte secondo certe direttive, perché poi, dobbiamo anche parlarne, il certificato di morte consente allo Stato di accudire a chi è rimasto, quindi pensioni e quant'altro. È difficile poter identificare tutti, perché immaginate che cosa rimane di un soldato quando gli casca in testa un proiettile di artiglieria, o considerando il tipo di battaglia che sta di combattimento, una guerra di posizione, che è un tipo nuovo di combattimento che non c'era stato fino a quel tempo. Quindi due eserciti contrapposti a breve distanza non si muovevano mai, quindi c'era anche a volte difficoltà di andare in quella che veniva chiamata la terra di nessuno a recuperare i caduti, stavano lì magari giorni e quando uno ci si avvicinava trovava ben poco. La piastrina di riconoscimento dei soldati italiani era su carta, quindi chi rimaneva parecchio tempo sul terreno, poi quando andavi lì trovavi, se non c'erano altri elementi per poterli riconoscere, diari o quant'altro, era comunque difficile. Però ci pensano appunto i commilitoni. In quel periodo, nel 1916, l'esercito fa un accordo con la società di Solferino San Martino, oggi la chiameremo Onlus, è un'associazione di volontari che già nell'Ottocento si preoccupava dei caduti in qualche modo, quindi interveniva poi sui campi di battaglia, realizzava dei
dei sacrari, li tumulava lì. E quindi ci affidiamo a loro, viene fatta un'organizzazione mista tra militari e questa organizzazione per portare avanti l'attività, che di fatto viene detto a tutti i comandi: prendete nota del nominativo dei caduti, diteci dove li avete seppellito e mensilmente ci mandate dei report, per cui un giorno poi faremo qualche cosa. Quindi è questa attività di censimento sul territorio. Finita la guerra, appunto, nasce Onor Caduti e continua la collaborazione con l'associazione di Solferino e San Martino, e quindi, come avevo detto, ci affidiamo alle famiglie, chiedeteci i resti mortali dei vostri congiunti e ve li diamo. La risposta del Paese è nettamente inferiore a quella che ci si aspettava. Si immaginava che tutti avrebbero richiesto la salma del proprio congiunto, ma non è così. I comuni continuano a nicchiare e esce fuori l'idea del Tempio Ossario. Che cos'è? Ci sono visto il connubio Dio-Patria, ci sono delle chiese in costruzione che non sono terminate perché non ci sono fondi, perché sono come il Tempio Ossario, erano una cattedrale che bisognava fare a Bassano del Grappa, ma più per egocentrismo del vescovo che non per le reali necessità. Cominciata nel 1904, negli anni 20 sta ancora lì. Quindi si dice: completiamo le opere e mettiamoci dentro i caduti. Quindi ci sono le più importanti: Bassano con 3.000, quelli tra parentesi sono i caduti che sono seppelliti, 5.400 a Bassano, 5.008 a Padova e così via. A Venezia c'è il Tempio Ossario San Nicolò lì sul Lido, che poi verrà completato negli anni 50 e che adesso sarà oggetto di un nuovo restauro a cura del comune. Sta bandendo la gara, l'ha bandita entro ieri, altrimenti perdeva i fondi. E quindi a Bassano viene completata l'opera, naturalmente viene finanziata l'opera, si tolgono un po' di orpelli che intendevano mettere nel progetto originario, i caduti vengono messi nella cripta sottostante l'altare e, siccome sono tanti, vengono foderate le pareti laterali e vengono creati i tumuli, quindi i caduti sono, uno entrando li trova subito sulle pareti ai lati delle navate esterne. Questa è la prima soluzione, che però non rende l'idea, non piace. Nel 1927 c'è la prima svolta, arriva il generale Faracovi, cambia il commissario generale, il primo era il generale Diaz, persona simbolo, il comandante che torna sul campo di battaglia a riprendersi i propri soldati. Faracovi viene assegnato come compito quello di approntare un piano dettagliato per la sistemazione definitiva dei caduti di guerra nel territorio nazionale ed estero. Abbiamo detto ci sono i cimiteri di guerra. I cimiteri di guerra stanno su terreni vari, il più delle volte sono terreni privati, quindi lo Stato a suo tempo aveva fatto una convenzione con i privati, un affitto che sarebbe scaduto nel 1930, quindi pagavamo l'affitto, dicendo da qui al 1930 sicuramente faremo qualche cosa, non è stato fatto quasi nulla. Che cosa fa? Cambia l'approccio, non più i comuni, ma torniamo sui campi di battaglia, linea del Sonzo e linea del Piave, è lì che devono stare i caduti, perché lì sono morti. Il generale Faracovi fa uno studio, tira fuori questa memoria per la sistemazione definitiva dell'esame dei militari italiani e caduti in guerra e fa un'analisi, un esame di quello che era stato fatto fino a quel momento, boccia tutto senza possibilità di appello. Non era stato fatto nulla e quello poco che era stato fatto male. Quello che è importante: era necessario provvedere ad adottare nuovi e più duraturi criteri per offrire ai caduti italiani una perpetua e degna sistemazione. Fino a quel momento il caduto è un fatto personale, è un qualcosa che riguarda i congiunti, non c'è questo legame con la nazione, con la patria, con gli altri italiani. Si vuole cambiare anche denominazione, si comincia a trapelare l'idea di non chiamarli più ossari, ma sacrari. Ossari è troppo legato al dolore del congiunto, sacrario perché dobbiamo dare sacralità a questi luoghi. Per cui si comincia a pensare ai grandi concentramenti di salme, quello che poi troverà la sua apoteosi nei 100.000 caduti che sono custoditi a Retipuglia. E quindi comincia a dare delle prime indicazioni il generale Faracovi, opere veramente monumentali caratterizzate da un maestoso e solenne concetto di perpetuità posto come base di quella nuova
e definitiva sistemazione che dovrebbe essere la vera espressione del sentimento, del prestigio, della civiltà e della dignità della nazione. Aggiunge Faracovi, se creati in ben rispondenti località di facile e breve accesso o servite da vicini scali ferroviari facilitano al massimo grado i pellegrinaggi individuali o collettivi. Anche qui c'è una nota che ho letto negli atti che abbiamo noi, questa parola pellegrini, colui che va nel sacrario è un pellegrino, non è un visitatore, perché dice il generale il visitatore è quello che va a vedere un luogo con sotto braccio la guida del tuning club, quindi non vuole sentire più la parola visitatore, quindi o il congiunto o comunque chi va lì è un pellegrino. La massa di italiani potrà facilmente recarsi in devoto pellegrinaggio ai sacri recinti, sia per rendere riconoscente omaggio alla memoria sacra dei gloriosi caduti, e sia per trarre dal sacrificio eroico dei caduti stessi incitamento e sprone a sempre più amare quella patria che essi hanno lasciato, più grande, più unita, più forte. Quindi si comincia a cambiare l'atteggiamento nei confronti del caduto. Questi grandi concentramenti devono soddisfare 3 principi: l'individualità, ogni caduto avrebbe finalmente avuto il proprio loculo, e così è, a parte per gli ignoti; la perpetuità, la costruzione sacraria avrebbe garantito la conservazione perenne dei resti mortali degli eroi della Grande Guerra, e vedremo poi che ci saranno degli interventi per ricostruire dei sacrati, perché quelli che avevamo, ad esempio, al Colle Sant'Elia a Cima Grappa, erano in condizioni, le salme stavano deteriorando rapidamente perché messi in terra e mal conservati. La monumentalità, realizzazione di architetture austere e solenni. Quindi, secondo sempre Faracovi, i sepolcreti avrebbero rappresentare attraverso i secoli la documentazione storica dell'immane guerra e testimoniare la perenne riconoscenza dell'Italia ai suoi morti. Elementi comuni, comincia a dare già le prime indicazioni sulla realizzazione di queste opere: edificazioni su alture, l'espressione del valore del sacrificio e della vittoria. L'aspetto esteriore avrebbe dovuto esaltare le linee maestose senza frastagliamenti e cincischiature. Non vuole orpelli il Faracovi, in parte perché si lega a quelli che sono ideali di quel periodo, in parte perché da buon militare non riesce a vedere quello che secondo il suo punto di vista naturalmente è il superfluo. Le realizzazioni avrebbero dovuto costituire un'altissima espressione dell'italianità, con rinvii diretti alla grammatica architettonica dell'antica Roma, attraverso la grande concentrazione di salme, strumentale all'educazione delle masse e al culto della nazione. Quindi qui ci sono già le prime indicazioni forti, e quindi questo programma viene attualizzato nel novembre del 1928. Qual è il grande cambiamento? Lo Stato avoca a sé la realizzazione dei sacrati, cioè basta, li facciamo noi. Che cosa fa in più Faracovi? Si accorge che non esiste ancora il dottor Cantone, e quindi si prende un gruppo di professionisti, di architetti dell'epoca, e gli affida direttamente il compito di realizzare i nuovi sacrati, perché non vuole perdere tempo con la parte, quella che lui chiama burocratica, e quindi parte subito. Nel 1931 ci sarà una nuova legge che viene emanata dal Parlamento su indicazioni di Faracovi, e paradossalmente quella legge poi andrà a bloccare l'attività del Faracovi, perché si istituisce all'interno di questa struttura la solita commissione che deve dare pareri, e come sempre più commissioni ci metto e più i tempi si allungano. Si cominciano a realizzare i primi sacrati. I primi 2 sono gli ostati di Cimone di Tonezza e del Pasubio, che è questo in foto. Questi sono realizzazioni fatte sempre sono gli ultimi interventi che fa l'associazione con Onlus che avevamo citato prima. Riportano ancora le linee architettoniche dell'Ottocento. Il generale Faracovi a torto collo le accetta, perché in quel momento sono le uniche cose che ha, ma sono le ultime opere. Dopodiché cominciano i primi interventi del pool di professionisti che Faracovi ha chiamato alle sue dipendenze, e comincia con il cimitero militare di Schio, Sagrado Militare di Schio, che nasce a ridosso della chiesetta della Santissima Trinità. Il cimitero ha una forma a U che abbraccia in pratica
si tira dietro a sé la chiesetta. A questa architettura non si vedono statue, non si vedono fregi, non si vede nulla. A questo colonnato e i caduti tumulati sulla parete. Devo andare veloce. Si continua, 11.700 caduti, con il sacrario di Fagarè. Anche qui c'è il porticato, è una vecchia realizzazione che ha avuto una lunga gestazione, ma alla fine viene realizzata in questa maniera. Vabbè, se volete sapere chi è stato l'accidente. Quella di prima l'aveva realizzata Del Fabbro, questa non mi ricordo chi, ma non fa niente. Arriviamo finalmente al grande monumento, quello di Asiago, 32.000 e passa caduti. Qui c'è una base molto grande dove sono custoditi i caduti. Si ritorna un po' a quelli che erano vecchi concetti che avevamo visto prima del Pasubio, quindi una base, un basamento che diventa il luogo di sepoltura e sopra un altare, un quadriportico che se uno vede in maniera così veloce sembrano i primi bozzetti del Palazzo della Civiltà del Lavoro di Roma. Questo quadriportico alto quasi 50 metri, ci sono due terrazzamenti, quello alla base che mi permette di vedere il territorio circostante, mi permetteva perché oggi sono cresciuti in maniera selvaggia i boschi, non si vede più niente, e la terrazza sopra che è accessibile attraverso una scala interna, oggi è chiusa ai visitatori, ma Asiago sarà oggetto di interventi di restauro con i fondi del centenario. Il bando dovrebbe uscire tra fine anno e inizio del prossimo ed è prevista la realizzazione, sempre all'interno, di un ascensore per consentire ai visitatori, ormai tocca usare questa, a chi accede lì, di salire su e vedere tutto quanto il panorama, che questa è una delle vedute questa è la via di accesso, questa è presa dall'alto e quello in fondo è il paese di Asiago, quindi questo è il panorama che si riesce a vedere. Si arriva a Oslavia, altra realizzazione fatta sotto il generale Faracovi. C'è questo elemento centrale molto austero e 3 torri laterali con altrettante gallerie che congiungono tutti gli elementi. I caduti sono sia nei 3 elementi laterali che in quello centrale. Sopra la copertura è chiuso, inizialmente era aperto, poi non abbiamo dovuto chiuderla. È stato anche questo oggetto di restauro. La settimana scorsa sono finiti i lavori per il rifacimento della copertura. Abbiamo fatto anche delle opere di restauro dei muri e dei 3 torrioni laterali. Cominceremo tra non molto anche il torrione centrale. Questa era come si presentava tanti anni fa. Questi alberi sono cresciuti in maniera selvaggia, non riusciamo a eliminarli. Permettetemi un piccolo inciso, siamo stati, perché per ridurre questi alberi dobbiamo andare alla forestale e alla sovrintendenza. Alla forestale ci siamo stati, abbiamo spiegato il nostro problema e ci hanno detto no, è la conservazione della specie, non quella vegetale ma quella umana. Dice, se non ci sono alberi non abbiamo ragione di esistere, quindi non li togliete. Siamo andati alla sovrintendenza che ci ha detto no, adesso fammi la domanda, perché queste sono le condizioni. E quindi gli alberi, di solito in caserma dicevamo sempre che una benna casualmente girava e buttava giù l'albero, qui sarà difficile trovare queste scuse, ma troveremo sicuramente un compromesso tra noi e loro, perché adesso tra l'altro abbiamo messo anche un cancello sotto e chi sta sotto non vede niente, lo può solo immaginare. Montello, anche qui il concetto del basamento con i caduti e questa torre sempre a cielo aperto che poi nel tempo abbiamo dovuto anch'essa chiudere perché tutto il sistema di raccolta e convogliamento delle acque pensato a suo tempo è andato via perché con 0 euro all'anno la manutenzione è questa. E quindi vabbè, questo è il Montello, è un bozzetto di quelli che noi abbiamo nascosti, che non diciamo nessuno. Una delle tante varianti che non è stata fatta, come vedete c'è questa scala elicoidale che ci consentiva di arrivare su in cima a guardare il panorama, ma non è stato più realizzato. Casteldante, anche qui sempre il solito approccio, una scala imponente, una struttura liscia senza nessun decoro.
all'interno dei i soliti gironi di memoria dantesca. Un solo particolare: queste rappresentazioni, della Via Crucis, sono di Castiglioni, che già comincia a mettere il naso. Va via un minuto, ho finito, dico sempre così negli ultimi minuti. Entra velocemente il generale Scei, Faracovi finisce e arriva il generale Scei che smonta, demolisce tutta quanta la struttura che aveva realizzato il generale Faracovi, si prende Castiglioni e Greppi e dice: cominciate voi a fare le cose. Qui nasce nel 1935, quando nasce la nuova versione, nasce il commissariato generale vero e proprio, quello che abbiamo oggi, e iniziano a fare una serie di opere. Questo è Pian dei Salisei, è una foto d'epoca. Se vedete in basso c'è qui c'è, da dove accidenti sta, non c'è, qui c'è la via eroica, eccolo qui. Ci sono ai lati dei monoliti con cui vengono riportati i nomi dei maggiori campi di battaglia. Sono 14, è un numero, è una cabala, si ripeterà in diversi sacrari, corrisponde alle stazioni della Via Crucis. Non abbiamo altri modi per poter dare una sostanza al dolore, quindi andiamo sempre sulla Via Crucis, e questo è lo schema del sacrario, quindi questa croce formata dai colombari, e lì ci sono tumulati caduti, e una chiesetta che già esisteva ci siamo tenuti, perché noi una cappella o costruivamo i sagrari vicino a una chiesetta, oppure realizzavamo all'interno delle sepolture uno spazio per le chiese. Arriviamo a Cimagrappa. Cimagrappa, qui c'era il vecchio ipogeo, dove c'erano i primi caduti, stavano sotto. Era realizzato appunto come ipogeo sotto il livello di campagna. Le salme cominciano ad avere problemi, si crea questo è il bozzetto, il nuovo sacrario. Quindi queste cinque corone che si appoggiano su questo sperone, la cappelletta che c'è qui, la chiesa che già esisteva, dove c'era una Madonnina che era stata anche bombardata. Qui c'è anche la tomba del generale Giardino, che era il comandante delle armate. È tra virgolette, abusivo. Sono caduti della Prima Guerra Mondiale tutti quelli che sono morti dal 24 maggio e fino al 31 ottobre 1920, naturalmente certificati e accertati da noi. Il generale Giardini era morto dopo, voleva rimanere con essere tumulato con i propri soldati. Che cosa fa? Si compra un pezzo di terra, un appezzamento di terreno di proprietà ecclesiastica, qui lungo la via eroica, e lascia un suo testamento, dice: io voglio essere tumulato lì. Quando si va a realizzare la via eroica, che è questa, anche qui ci sono 14 monoliti ai fianchi, sui lati, dovremmo sfrattare il generale Giardino, non è possibile, ci si accorda con la famiglia, quindi viene messo qui tra il quarto e il quinto gradone, non tumulato insieme agli altri, quindi c'è banalizziamo questa permuta, e quindi anche il generale trova la sua sepoltura. Qui si vede poco, qui c'è il portale Roma, così chiamato perché lo dona alla città, e lì davanti c'è la Statua della Vittoria, che è questa. A sinistra vedete questa Statua della Vittoria, è un muro alto 7-8 metri. Se lo vediamo dal punto di vista dal sacrario, questa statua va a offuscare, va a chiudere il portale Roma. Nel 1936 abbiamo trovato sugli atti, viene dato incarico alla ditta che sta realizzando la via eroica di demolire la statua e portarla via. Quindi abbiamo trovato. Vabbè, Cimagrappa lasciamo perdere. Gli ultimi due, Caporetto, sul colle Sant'Antonio c'è una chiesetta, viene realizzata questo sacrario con i suoi 7.000 caduti, vengono realizzati queste 3 corone. La pianta è ottagonale, ricorda un attimino Palmanova, ricorda la fortezza militare, ci sono sempre queste. Colle Sant'Elia è il primo sacrario, questo l'ha realizzato un ufficiale del Genio, ogni tanto qualcosa facciamo anche noi, a Re di Puglia. Ci sono i 33.000 caduti chiamati gli invitti, quelli della terza armata. È un bazar, se uno lo vedesse da un altro punto di vista, ci sono
tutti i ricordi, le tombe vengono caratterizzate da giberne, ruote, quello che ci pare. Sembra proprio quei mercatini che nascono quando finisce un conflitto, che uno va sul campo di battaglia, raccoglie tutto e lo vende. Bisogna cambiarlo, c'era un primo progetto che viene bocciato, un secondo di Castiglioni e Greppi che non va bene, il Duce vuole qualche altra cosa e vuole, accidenti non funziona più, vuole Re di Puglia. Torniamo alla sepoltura a terra che non è a terra. 100.000 caduti, 40.000 messi nei 22 gradoni, quindi ogni gradone ha poco più di 1.800 caduti, e 60.000 in 2 tomboni che si trovano qui su in cima, in 2 tomboni da 30.000 ciascuno. Questa è una foto di ieri ed è la piazza, accidenti se n'è andato, mi avete tolto la linea, bravi, la piazza delle Pietre d'Italia che abbiamo realizzato, che abbiamo inaugurato a ottobre dello scorso anno. Forse ho finito il mio tempo, vi ho annoiato più del dovuto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Utilissimo e interessantissimo ragguaglio su come si è nel tempo costruita sia la struttura istituzionale che la coscienza e la consapevolezza del significato e del valore di questo ormai patrimonio, che è un patrimonio materiale ma fortissimamente connotato in senso spirituale. L'intervento prossimo è di Elena Bassi, eccola, che hai già caricato, Elena? Non hai caricato? Un attimo. Allora, mentre Elena Bassi si è laureata a Trieste, ha fatto il dottorato all'UAB ed è professore a contratto a Trieste. Il suo intervento è focalizzato su una figura di architetto visionario che è Armando Brasini, che è colpito da una specie di interdetto di gusto, ma che in realtà è un personaggio di grandissimo interesse sia proprio come ruolo nel dibattito architettonico, sia per alcune sue opere rimaste superstiti, non sono molte, a Roma, modificate anche, ma che mantengono a mio avviso un grande potere di suggestione. Mi raccomando 20 minuti, altrimenti risalirò come ho fatto. No, va bene.